Cari amici, cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. È sabato 29 agosto e siamo qui per un'edizione straordinaria dedicata all'ondata di maltempo che si è abbattuta anche sulla città di Vittorio Veneto. D'altronde l'allerta meteo era stata diramata proprio sin dalla serata di ieri, di venerdì 28 agosto, proprio dalla viva voce del sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che aveva avvisato i cittadini attraverso il sistema appunto Alert System e nella tardo pomeriggio di sabato 29 agosto appunto questo violento temporale si è abbattuto sulla nostra città. Noi abbiamo realizzato delle immagini più che altro per segnalarvi alcuni dei punti critici, o meglio dei punti in cui è bene prestare attenzione, soprattutto perché sappiamo che anche nella giornata di domenica potrebbero esserci ulteriori rovesci anche di forte intensità. Quindi andiamo subito con le immagini. Le prime immagini fanno riferimento a via Galileo Galilei. Ci sono degli alberi che sono parzialmente caduti. C'è da dire che la sede stradale è comunque libera e le auto, come vedete, possono transitare, però bisogna prestare particolare attenzione perché, come vedete, dei rami di grandi dimensioni sono rovinati appunto sulla sede stradale. Ricordo, qui ci troviamo in via Galileo Galilei, vedete il cielo plumbeo nel momento in cui abbiamo realizzato queste immagini, e ancora sempre via Galileo Galilei in un altro punto un po' più a nord abbiamo degli alberi, delle fronde degli alberi che sono cadute rovinosamente sulla sede stradale. Quindi vi segnaliamo insomma di prestare attenzione in questa arteria vittoriese. Qui ci siamo spostati invece in via Vittorio Emanuele II, anche qui rami di grandi dimensione caduti sulla sede stradale e quindi anche in questo caso vedete che nel momento in cui abbiamo realizzato le immagini comunque continuava a piovere. Qui invece siamo spostati nei pressi del campo da calcio di Costa, nell'area vicina all'Hospice Antica Fonte. In questo caso ci sono anche qui degli alberi che a causa del vento sono caduti rovinosamente a terra, e quindi anche in questo caso vedete proprio il tronco dell'albero che si è spezzato perché appunto c'è stato un momento in cui il forte vento insieme all'acqua, insieme alla pioggia, era veramente di forte intensità. Continuiamo a far scorrere queste immagini registrate pochi minuti fa in centro a Vittorio Veneto. Diciamo che c'è stata una prima un'ondata più forte intorno alle 18:30 di oggi pomeriggio, ma poi gli scrosci d'acqua sono andati avanti per tutta la serata. Io direi che però è giunto il momento di collegarci con il nostro meteorologo di fiducia. Sto parlando di Andrea Costantini, più che altro per capire come andrà nelle prossime ore. Sì, buonasera a tutti, eccoci qua questo sabato sera decisamente movimentato a Vittorio Veneto, ma non solo, mi dicono. Cosa dici, Federico? Certamente abbiamo appunto appena documentato con le immagini. Per fortuna ci pare di capire che i disagi siano al momento limitati, però appunto raccontaci un po' quello che è stato il fenomeno di oggi pomeriggio, di questa sera, e che cosa ci aspetta per la giornata di domani, per la giornata di domenica. Allora, diciamo che il peggioramento di oggi pomeriggio, diciamo ampiamente previsto, perché è proprio l'espressione di questa perturbazione che è nata sull'Atlantico, è entrata nel Mediterraneo e ha trovato chiaramente un mare caldo alla fine dell'estate e si è quindi rinvigorita e ha preso energia. Però bisogna dire una cosa in più, che c'è un pizzico di novità rispetto ai temporali che abbiamo avuto anche nel
corso dell'estate. Abbiamo anche una corrente d'aria molto veloce, abbiamo osservato oggi, lo possiamo vedere anche in queste ore, che i temporali durano pochissimo, sono velocissimi, transitano, colpiscono e poi se ne vanno in sequenza, ma con intervalli, con durata breve del singolo evento. E questo è dovuto ai venti molto forti che da sud-ovest trascinano l'aria dal Mediterraneo contro le Alpi, incontrano le Alpi e scaricano chiaramente sulle nostre zone, in particolare il loro carico di piogge e anche di fenomeni intensi, colpi di vento e anche qualche grandinata che si è già verificata. Quindi questa è la situazione di questo pomeriggio sera di sabato. A questo proposito, appunto, per quanto riguarda il vento, abbiamo visto anche delle immagini che ci arrivavano soprattutto dalla zona del Vicentino, in cui appunto ci sono state delle vere e proprie trombe d'aria proprio nel pomeriggio e tardo pomeriggio e verso sera, che hanno fatto danni molto più ingenti rispetto appunto al territorio di Vittorio Veneto, che sì, lo stiamo documentando, insomma, qualche albero, qualcosa, ma ci pare di capire che insomma la situazione sia ampiamente sotto controllo. Sì, diciamo che eventi appunto a rotazione tornadica come i trombe d'aria e tornado che sono stati segnalati in molte zone della pianura, anche appunto il Mantovano, il Padovano, il Vicentino e via dicendo. Per fortuna sulle nostre zone tendono a essere meno probabili, perché le montagne comunque tendono a stemperare, a creare più turbolenza, a inibire questi fenomeni rotatori. Certo è che abbiamo registrato forti raffiche di vento, specie intorno alle 18:15, 18:30, e altri temporali sono in arrivo e fino a domani pomeriggio potrebbero essere accompagnati ancora da raffiche di vento molto intense, e quindi comunque non è finita e manteniamo alta l'attenzione. Ecco, quindi appunto sappiamo che l'allerta meteo che è stata diramata appunto ancora nella giornata di ieri, perché era in previsione che ci sarebbe stata questa ondata di maltempo piuttosto intensa, arriva fino alla serata di domenica, quindi domani proprio che cosa dobbiamo aspettarci? Diciamo che la perturbazione e quindi anche l'aria più fresca che sta arrivando dall'Atlantico manterrà per tutta la mattinata di domani e anche la prima parte pomeriggio condizioni molto favorevoli a temporali ancora localmente intensi, ancora accompagnati da raffiche di vento temporali. Si tratterà però poi di un tempo che andrà leggermente migliorando verso il tardo pomeriggio sera. In particolare i fenomeni si diraderanno, diventeranno più modesti, quindi temporali diventeranno semplici piogge, e sarà più un sapore tardo, diciamo estivo, autunnale a prendere il sopravvento, e molto meno quello energetico e a volte anche dannoso dei temporali di queste ore. Quindi un lento scemare verso sera. Ecco, questo è quello che ci attendiamo nella giornata di domani. Quindi prestiamo comunque attenzione, non spostiamoci se non è Certo. necessario, però insomma un cauto ottimismo da parte tua? Sì, diciamo che la fase più intensa è iniziata adesso nel tardo pomeriggio di sabato, e è diciamo attiva, e quindi può ancora dare eventi intensi fino a metà pomeriggio di domenica. Poi gradualmente andremo migliorando, quindi ne usciremo, anche se molto lentamente, perché andando verso lunedì avremo ancora un tempo instabile, sebbene escludiamo fenomeni di tipo appunto intenso come grandine o forti colpi di vento. Sarà un incipit di autunno, se vogliamo vederlo così. Un incipit di autunno. Ancora pochi secondi per questa edizione straordinaria, te li rubo per chiederti questo. Ci pare che non esistano più i temporali, diciamo così, normali. Ci stiamo abituando giorno dopo giorno. Proprio 3-4 giorni fa Verona è stata colpita da quelle che vengono definite bombe d'acqua, Cortina il giorno successivo, adesso nuovamente appunto gran parte del Veneto è stata interessata da questi fenomeni molto intensi, e non solo in Veneto, come ci dicevi anche tu. Cioè dobbiamo abituarci a questi fenomeni così intensi? Diciamo che l'aumento delle temperature medie chiaramente permette alla massa d'aria che ci interessa, o semplicemente a quella che dal Mediterraneo risale verso le Alpi, di contenere più umidità. L'umidità chiaramente poi si trasforma, come nei temporali o nelle piogge, in acqua precipitante. Di conseguenza l'energia è maggiore, ed ecco che questi tipi di fenomeni sono in assoluto quelli che sono visti in aumento in relazione all'aumento delle temperature, quindi la loro frequenza e intensità sta aumentando.
Quindi l'allerta deve essere sempre lanciata, sempre attiva, perché sono fenomeni ai quali ormai abbiamo fatto, non dico abitudine, che sarebbe sbagliato, ma dobbiamo tenerli sempre in considerazione e sempre di più in futuro. Andrea, io ti ringrazio come al solito per la tua disponibilità e per la puntualità con cui ci hai dato queste informazioni. Speriamo di non doverci risentire sempre per calamità o quant'altro, insomma, No, almeno dai. nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Grazie Andrea. Senz'altro. L'augurio per tutti quanti noi, ci mancherebbe. E quindi noi salutiamo Andrea Costantini e chiudiamo anche questa edizione straordinaria di News Vittoriesi. Vi abbiamo documentato proprio le immagini che abbiamo registrato qualche minuto fa, i danni che sono stati causati dal maltempo nel pomeriggio di sabato 29 agosto. A tutti voi un buon proseguimento con la nostra programmazione.